Se per la sublocazione stai cercando appartamenti perfetti, sappi che stai buttando via soldi. Lo so che quando scorri sugli annunci sei colpito da quegli appartamenti che sembrano perfetti. Sono già belli, già arredati, pronti per essere presi e messi online. Quelli che ti fanno risparmiare tempo e fatica. Perché devi sapere che quando un immobile appare già bello e finito, significa che qualcuno ci ha già investito tempo e denaro per renderlo così. E indovina un po' chi è che paga questo valore aggiunto? Proprio tu, pagando un canone di affitto più alto. Gli immobili che invece ti fanno guadagnare davvero sono quelli che all'apparenza tutti scarterebbero, sono quelli malmessi, mal arredati, quelli dove il proprietario non ha voglia, tempo o competenze di dargli quel valore aggiunto. Ed è proprio qui che invece devi entrare in gioco tu. Sei tu che trasformi quell'immobile, sei tu che ne tiri fuori il valore e sei tu alla fine che ti prendi tutto il margine. Quindi, se davvero vuoi fare dei buoni affari con le sublocazioni, smettila di cercare ciò che è bello e inizia a cercare ciò che ha potenziale.